Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Oggi ci occupiamo di Veneto a tavola e lo facciamo, spero, in maniera un po' anticonvenzionale, perché il nostro ospite è Mario Stramazzo, mio grande amico e giornalista, accademico della cucina, scrive sulla Difesa del Popolo, ha fondato un sito che si chiama Vino e Cibo, che è sempre molto attenzionato perché appunto cita anche molte delle eccellenze italiane, anche qualche buona notizia, insomma, su cose poco conosciute, però anche un uomo che ha gli occhi aperti su questo settore e che è in grado di giudicare quando le cose sono fatte bene o male. Questo... Mario, non facciamo i modesti. No, non è quello, è che c'è ancora molto da imparare, per cui insomma è bene anche qua andare con i piedi di piombo. Con i piedi di piombo, anche perché stiamo parlando di settori che sono veramente molto importanti per l'economia italiana, che stanno facendo letteralmente girare l'economia a doppie cifre, sia per quanto riguarda il turismo, la ristorazione e anche per quanto riguarda il vino e l'agroalimentare, ovviamente. Allora, sta cambiando la pelle del Veneto, stanno rivoluzionandosi molti dei ristoranti, dalle trattorie di 10-15 anni fa appena, siamo passati ai ristoranti gourmet, alle pizze gourmet, alle birre gourmet, al vino d'eccellenza, insomma c'è stata veramente una trasformazione impressionante. In tutto questo il consumatore rischia un po' di perdere anche l'orientamento e di far fatica a giudicare quando i suoi soldi sono spesi bene e questo vale veramente la pena. Cosa ne pensi tu? Diciamo che bisogna evitare gli specchietti, nel senso che è molto semplice, io faccio il cambusiere di casa, quindi un suggerimento che do è prima di andare a comprare vino piuttosto che andare al ristorante, eccetera, farsi anche un giretto per i mercati e provare a capire che un prodotto che viene pagato €1 non può essere poi servito in tavola a €1,50. Certamente. Cioè, ci deve essere come minimo un giusto guadagno da parte di chi lo offre, insomma, ecco. Però anche il contrario, diciamo così, un prodotto che ha un nome prestigioso, che certo, ormai anche quello. Per esempio, parliamo per esempio dei prodotti che usiamo normalmente, no? Quando si prende un prosciutto si prende determinato tipo di prosciutto perché è quello più famoso, si presume che sia più buono, così quando prendi un formaggio prendi quello perché consideri che sia quello più buono, anche lì ci sono differenze. Certo. Proprio in questi giorni è arrivata a termine un'inchiesta della magistratura piemontese di Torino che insomma ha accertato la malafede, per così dire, no? In realtà insomma si parla di frode in commercio, per cui sono stati messi in commercio determinate cosce di prosciutto che non risultavano essere quelle previste dal disciplinare e lì insomma stiamo parlando di quantità veramente notevoli. 300.000. 300.000 prosciutti, insomma, sì. Vuol dire... E 250 aziende, quindi voglio dire che non era poca cosa. Il problema è che comunque il resto, per fortuna nostra, è sano. Quindi bisogna che, e qui dobbiamo toglierci tanto di cappello ai nuclei antisofisticazione famosi NAS, perché pur essendo pochissimi nel territorio sono comunque molto presenti, grazie poi anche alla territoriale, come la chiamano loro, insomma, quindi sulla salubrità direi che siamo abbastanza tranquilli, ecco. Dove non siamo tranquilli è l'improvvisazione che purtroppo anima anche molti, se vuoi, ristoratori, perché oggi come oggi basta seguire un corso, un corsino, uno si sente subito chef, ma non è proprio così che funziona, insomma. Mi è capitato di dire in altre trasmissioni che quella che una volta era la classica pizza di sera in famiglia è stata sostituita da quegli all you can eat, perché le persone hanno quel budget a disposizione e alla fine vanno a spenderlo dove magari si divertono anche di più. Da qui all'altissima ristorazione di cui tu abitualmente parli, veramente stiamo parlando di abissi sostanzialmente, però è anche giusto che tutta questa rivoluzione alimentare rischia di diventare anche un po' poco democratica, cioè rischia di diventare appannaggio solo di chi se la può permettere.
Purtroppo ci sono dei prodotti che noi l'aragosta del Maine la può mangiare solo chi se la fa ordinare e arriva dal Maine, lì non ci piove. Bisogna comunque trovare la strada che sta nel mezzo, come in tutte le cose, e anche una trattoria come dire, di campagna può offrire sicuramente delle particolarità, delle specialità, e lì dipende dall'impegno professionale del ristoratore o del trattore, chiamiamolo così, che va in cerca, perché ci sono comunque delle piccole nicchie di produzione. Pochi sanno per esempio che qui nel Padovano noi le abbiamo, c'è un'azienda agricola che produce dei prosciutti di pecora. In Italia, nel Padovano neanche a parlarne, in Italia credo ne venda 10 pezzi, ma è un prosciutto che invece nei paesi arabi è richiestissimo e loro hanno più del 90% del loro fatturato nei paesi tipo Kuwait piuttosto che, insomma, quindi e se andasse lì un italiano non è che si svena per mangiare questo particolarissimo prosciutto di pecora, ovviamente può anche non piacere, per carità, però io l'ho assaggiato e può essere una chicca, come si dice, di quelle gourmet, no? Da mettere in tavolo, perché insomma c'è. Però diciamo che effettivamente c'è stata una grande rivoluzione verso la qualità nei ristoranti italiani, anche in Veneto, qui da noi c'è stato veramente un cambiamento epocale. Per esempio anche l'oca, che era andata in disuso, un cibo che era appannaggio dei patrizi, dei ricchi terrieri di una volta, proprietari terrieri, veniva proprio usato dalla gente comune, dal popolo, proprio come una riserva proteica più che altro. Adesso sta ritornando anche grazie a degli allevamenti, anche qui nel Padovano ne abbiamo uno che veramente sta andando benissimo e quindi sta ritornando anche quella, come dire, quella ricerca ai cibi di una volta che danno comunque della soddisfazione senza essere troppo impegnativi. Senza essere troppo impegnativi, ecco. Lo stesso discorso si può mutuare anche per quanto riguarda il vino. Vino che soprattutto qui in Veneto, vabbè, il fenomeno prosecco su tutti, comunque il vino italiano, vino di altissima qualità, a nord-est sappiamo che siamo i top di gamma in questo settore. Siamo la prima regione, ancora prima di Toscana e ancora prima di Piemonte, cioè li abbiamo sbaragliati, che loro erano le due regioni fondamentali. In questi giorni Veneto Agricoltura ha diffuso il report definitivo sull'andamento vitivinicolo 2017 e appunto viene ribadito il concetto che noi per l'8% a livello internazionale siamo i maggiori produttori. Quindi, però anche in questo settore, cioè dal vino del contadino che compravamo fino a 15 anni fa, 20 anni fa sostanzialmente, siamo passati a vini con etichette, cru, vini che hanno aumentato ovviamente il loro prezzo, ma questo ha a che vedere con la qualità, cioè è aumentata generalmente anche la qualità? Sì. E come si deve orientare il consumatore? Allora, prima fuori campo abbiamo detto che se tu bevi un paio di bicchieri di vino la sera, il giorno dopo, alla mattina, a quest'ora, alle 7, con un caffè dovresti essere a posto. Se senti invece che persiste questo stato di pesantezza, il famoso cerchio, vuol dire che qualcosa che non andava c'era in quel vino. Fortunatamente devo dire che il ricorso a delle sostanze chimiche, senza fare i nomi, ma in genere si aggiungono per evitare che il vino perda determinate qualità piacevoli organoletticamente parlando, e allora se ne fa anche un abuso. Fortunatamente, dicevo, però, presso i produttori c'è sempre meno come dire, la voglia di agire violentemente, cioè il passaggio dalla vigna alla cantina, che comunque ha bisogno dell'intervento dell'enologo, altrimenti bevi aceto, deve essere fatto e viene fatto in maniera sempre meno invasiva, quindi una sorta di garanzia, anche perché è vero che costa per un 2 o 3 anni questo tipo di vitivinicoltura, però alla fine poi paga, perché anche i mercati esteri oggi sono molto attenti, penso alla Nuova Zelanda piuttosto che ai paesi nordici,
dove l'eco-friendly è ormai quasi un sinonimo di vendita garantita, basta avere il bollino e già hai delle facilitazioni, insomma, penso anche al Canada lo stesso. Cioè, c'è una sensibilità ormai globale, per cui credo che la qualità sia decisamente superiore a quando si andava non più tardi di mezzo secolo fa a comprare il vino con la damigiana, insomma, perché questa è la nostra Secondo me storia. mezzo secolo è tanto, sai, perché io ho dei ricordi più recenti di questo. Io insomma ho qualche cappello in più e quindi, o in meno, adesso non lo so, bianco sicuramente, ma dicevo che non bisogna dimenticarlo. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me sia nella gastronomia che nell'enologia bisognerebbe essere attenti, non bisogna dimenticare quello che siamo stati. Cioè, se 50 anni fa noi si andava a Due Carrare, perché Due Carrare era la zona dove si prendeva il vino sfuso a un buon prezzo, con tanto di damigiana che si caricavano nei camioncini, furgoncini, io mi ricordo ero piccolissimo, avevo 6-7 anni, e c'erano ancora i dazieri, non c'era l'IVA, non c'era... i dazieri, una sorta di gabella che ad ogni comune scattava, per cui tu quando trasportavi qualcosa, allora c'era mio nonno che con questo camioncino, io salivo sul camioncino di mio nonno, che andava a prendersi il vino per famiglia, insomma non vendeva vino, che però stava attento a dove c'erano questi dazieri, perché altrimenti dovevi pagare una sorta di pedaggio, di gabella, e quindi, ma si andava così, insomma, cioè io mi ricordo fino a un'età di 7-8 anni. Adesso ci sono sentori di tutti i tipi, c'è un packaging, l'etichettatura, l'etichetta che si legge con l'app, insomma di tutto e di più. Una mole di informazioni che veramente è uno slalom anche per il consumatore e devo dire che mette in difficoltà chiunque, anche l'abbinamento, cioè quando fai una cena ormai bisogna andarci con i piedi di piombo a tavola. Ma in realtà, ecco, siamo sempre, non bisogna mai dimenticare chi siamo, cioè la semplicità è la miglior cosa. Anche non è detto che cuocere uno stinco di maiale al forno dia meno piacere al palato che un filetto di carne giapponese massaggiato, insomma. Ecco. Appunto, stiamo andando alla ricerca delle particolarità sulle particolarità e alla fine anche la cucina ne risente, nel senso che effettivamente la cucina si sta un po' internazionalizzando, tutta anche quella italiana con le sue ricette di sempre, no? Certo, dov'è il nostro stile? Dove va a finire di questo passo? Non ci sono... il manzo giapponese e l'aragosta, dove hai detto tu, del Maine. Dove va a finire la sardina nostrana di Chioggia, visto che facciamo omaggio anche alla tua terra? Quella lì è sempre più raro trovarla. È sempre più raro trovarla. perché ce n'è sempre meno anche di quella, insomma, quindi diventerà una ghiottoneria, una rarità da ricercare chissà dove e chissà a che prezzo. In realtà si può anche mangiare dell'ottimo pesce, pescato freschissimo, e quindi purché uno si accontenti, vada un po' oltre le mode, faccia ricorso alla memoria della nonna, cioè cosa serviva la nonna. La nonna molto spesso per far mangiare i nipotini, anche qua credo nel padovano, insomma, si usava il famoso vitello di mare, che altro non era che il pesce cane, no, il pesce cane piccolino, sì. Tagliato. Il vantaggio era che non aveva spini, fritto era croccantissimo, quindi buono, e poi questo croccante ripreso dalla moderna cucina, perché adesso se non c'è tutto croccante uno non mangia. Perché questa cosa qua? È una moda del momento? Non si è mai capito. Io, per carità, può anche far piacere, però se posso dirla in padovano, un piatto di bigui con sardè, insomma, deve essere un piatto di bigui con sardè. Non deve essere croccante per forza di cose. Per forza di cose, le mandorle che vengono non so da dove si possono anche evitare, insomma, voglio dire. Anche perché poi nell'uso degli ingredienti Marchesi raccomandava di non usarne più di 3 o 4, insomma. Gualtiero Marchesi credo avesse, se fosse ancora vivo, potesse dirlo anche oggi, perché lui sicuramente è arrivato alla Nouvelle Cuisine, è andato anche oltre, però non ha mai dimenticato il suo cipollotto.
Esatto, è quello che un po' a me affascina questo fatto, perché effettivamente è proprio il cambiamento del gusto, e se uno parla con dei ragazzi giovani, e già io parlo con un ragazzo giovane, parlo di quello che io mangiavo fino a poco tempo fa, e questi rimangono stupefatti di quella che era la cucina veneta e la cucina nostrana sostanzialmente di tutte le famiglie, no? Adesso tra emulsioni, schiume, sentori, creme, dove è andato a finire tutto questo? Si perde tutto. Allora, posso dirti che l'altra sera a casa mia figlia si è fatta una frittata e io l'ho guardata perché, insomma, per carità mia figlia è anche una buona forchetta, però anche lei giustamente non ha la mia età. Insomma, la frittata l'ha fatta prendendo uno scatolo, di un prodotto X, di marca X. Quindi erano delle uova pastorizzate, albume d'uovo. Albume d'uovo, e si è fatta la frittata. Devo dire fra l'altro che era anche invitante perché insomma si gonfia, diventa... Ci sarà del bicarbonato, cosa che... Ma io ho detto, ma scusa, perché non sbattere 2 uova? Non sarebbe stato più semplice. Vero anche che sbattere 2 uova, bisogna stare attenti anche a che uova prendi, nel senso che, ma anche lì, per fortuna, se si legge l'etichetta, ecco, questa è una cosa che bisogna stare molto attenti, nel senso che la legge c'è, non è che la Comunità Economica Europea sia diventata solo quella che ci imbriglia, no, hanno fatto dei regolamenti, ci sono dei disciplinari, e devo dire che l'agroalimentare italiano è molto, come dire, scrupoloso, quindi basta leggere prima di comprare, possibilmente valutare. Mio marito mi chiede sempre perché ci metto così tanto a fare la spesa, perché effettivamente bisogna imparare a leggere le etichette. La differenza fra scritte piccolissime, tra l'altro, consumare preferibilmente e consumare entro. Anche lì. Ecco, non è una sottigliezza da poco, preferibilmente vuol dire che hai un certo lasco. Se loro invece scrivono consumare entro il 25, è bene sapere che il 26 comincia già a entrare in una zona dove, per carità, organoletticamente magari cambia ma può essere anche che si sviluppano qualche batterio, sostanze dannose. E allora ritorniamo al 1890, dove c'era la farina, la polenta porporina di cui ti raccontavo prima, no? Raccontiamo al nostro pubblico che cos'è, anche perché devo introdurre un altro argomento in questa puntata molto carino, perché il prossimo 9 di giugno Mario Stramazzo sarà relatore ad un evento che si tiene a Villa Giusti, che è la villa dove è stato firmato l'armistizio della fine della Prima Guerra Mondiale, sostanzialmente. Siamo nell'anno del centenario e questo incontro è proprio la Grande Guerra è finita, e si parla di come si mangiava ai tempi della guerra, e tu parlerai proprio di questo argomento con una bellissima chicca, tra l'altro, perché hai trovato un libro. Un ricettario di 150 ricette che mi ha colpito fin da subito, perché le dosi sono per 100 persone. Sì, quindi, perché erano per un battaglione. Erano per un battaglione, e quindi tu hai che un minestrone veniva fatto con 15 kg di verdure come ingredienti, 2,5 kg di fagioli, 3 kg di lardo, cioè quindi quantità industriali, ma non è che venissero messe sul fuoco così, venivano anche messe sul fuoco con un principio come dire, di coerenza con le quantità caloriche che facevano bisogno al soldato, cioè che servivano al soldato. E il nostro esercito era, fra tutti gli eserciti belligeranti nella guerra del 15-18, era quello che ha sempre mangiato meglio di tutti, tant'è che, Quindi sfattiamo la leggenda che si soffrisse la fame in tempo di guerra, perlomeno per quanto riguarda le truppe sul campo. Le truppe avevano proprio, il rancio doveva essere di 4.000 calorie. Però... che non era poco, insomma, voglio dire, se si pensa che normalmente adesso arriviamo a 3.000, già cominciamo a preoccuparsi di andare dal dietista piuttosto che, insomma, 4.000 non era poco, ma serviva perché effettivamente il dispendio di energie c'era, in trincea era freddo, non c'era il riscaldamento, poi la tensione, insomma, quindi le calorie servivano.
Gli austriaci e i tedeschi, poveracci, invece, pare che durante la battaglia del Solstizio uno degli elementi che per fortuna nostra ci ha fatto vincere c'è stato anche quello della fame che loro avevano, perché loro troppo distanti da casa non riuscivano ad avere quell'approvvigionamento che invece avevano per fortuna le nostre truppe. Una curiosità che poi verrà fuori durante il convegno che faremo era anche questa, che veniva precotta, cioè non è che la moderna cucina si sia inventata adesso, no? Ma veniva già a quel tempo, si usava mettere, non so, il riso piuttosto che la pasta dentro liquido per cuocerla, poi si chiudeva dentro a dei cassoni e partiva verso il fronte. Quindi durante il tragitto la pasta si cucinava e non si scuoceva per quanto possibile, ovviamente. Quindi c'era anche un'attenzione non solo all'apporto calorico e all'ingrediente di per sé, ma anche poi alla forma, un po' alla mise en place di adesso che si trova. Gli italiani sono italiani anche in guerra. Anche in guerra c'era questa finezza, e quindi, tant'è che anche questo lo devo approfondire da qui all'inizio dell'incontro che avremo a Villa Giusti, con tutte le delegazioni dell'Accademia, tant'è che sembra, così ho letto, adesso devo solo verificare, che siccome partivano, no, queste tradotte di sussistenza con il lancio, partivano anche da 20 o 30 km rispetto alla trincea. Nel frattempo poteva succedere che la trincea veniva riconquistata dal nemico e quindi i nostri come dire, furieri, con la fureria, sì, portassero il cibo agli austriaci piuttosto quindi che... si arrivavano lì, pensavano di consegnarlo agli italiani, nel frattempo era stato conquistato. E pare che qualcuno si sia salvato la vita, non sia stato preso a schioppettate, a fucilate, perché aveva portato comunque del cibo e in trincea nemica la fame invece c'era, insomma. Vabbè, insomma, durante la guerra il cibo come strumento di scambio tra la vita e la morte non penso sia l'unico esempio che si può fare, però tutto sommato, diciamo, questo libro mostra che c'era un'attenzione alle calorie, un'attenzione alle ricette. Ci puoi dare qualche chicca, diciamo così? La ricetta, cosa mangiavano? Mangiavano, vabbè, le zuppe sicuramente tante. Il famoso rancio. Esatto, il famoso rancio, ma non era così cattivo, perché quando tu cominci a metterci il lardo, cominci a metterci 100 grammi di pepe, insomma, cioè, o 10 a seconda dei tipi c'era uno che ne aveva 56, se non ricordo. Di pepe? No, sì. Per 100 persone. Esatto, però. Prima ti avevo parlato di 10, era comunque lo standard normale. C'era la frittata, c'era carne, non molta in verità. Anche se poi gli spezzatini usavano molto, insomma. Ma questa, diciamo così, che quel tipo di cucina era cucina italiana, diciamo così, era già un'idea di cucina nazionale. Di tutte le regioni, era già di tutte le regioni, perché per esempio veniva servita la ribollita per quei pochi toscani che c'erano, pochi, neanche tanto, poveracci, perché anche i toscani hanno lasciato lì parecchi fanti, o per i bolognesi, allora lì si andava in cerca di qualche prosciutto piuttosto che delle cosce, ma non stagionate, ma cosce di maiale arroste che venivano mandate su. Cioè, è stato un po' un crogiuolo, cioè voglio dire che a un certo momento, pur parlando dialetti diversi, in trincea c'è stato questo scambio esperienziale di piatti, chiamiamoli anche così, questo, certo, che ha unito poi. Anche così si fa un paese. Certo, così si fa un paese, sì. Senti, ma questo diciamo riguardava le truppe, ma la gente normale se le sognava, i prosciutti, la ribollita? La gente normale purtroppo a un certo momento, dopo il 1916, è stata anche chiamata al razionamento. Tant'è che è di quel periodo della Prima Guerra Mondiale l'invenzione della tessera nonaria, per i civili ovviamente, che avevano a disposizione un tot, una certa quantità di determinati ingredienti e dopo basta, era finita e quindi andava razionata, che poi è stata, la famosa tessera nonaria è stata ripresa fino alla fine del 1945, cioè tutti i periodi guerreschi che abbiamo sopportato. Comunque
la gente a casa fondamentalmente mangiava verdura. La carne si mangiava una volta ogni 15 giorni, forse anche un po' di più. C'era l'uso abbastanza consolidato del libretto, nel senso che le persone andavano dall'alimentarista, quello che in padovano si chiama biavarol, no? Con il proprio libretto, l'alimentarista ne aveva una copia uguale, scriveva da una parte e dall'altra e poi magari alla fine di una stagione agraria si pagavano i conti, insomma, ecco. Quindi non era, insomma, e non parliamo certo di secoli fa. Assolutamente, No. cioè già, anche perché questa cosa qua riguarda la guerra del 18, ma forse si potrà mutuare più o meno simile per quanto riguarda poi quella del 45, penso. Forse nel 45 è stata anche peggiore, credo, perché mentre, 40-45 cioè, mentre nel 15-18 a un certo momento si è fermata, nel senso fisicamente, strutturalmente il fronte. Ma dopo, nella seconda guerra mondiale, il fronte ormai si era globalizzato, per cui insomma c'erano poche isole felici, insomma, e questo ha influito non poco. Insomma, ecco. Allora, se avete voglia di approfondire l'argomento, il prossimo 9 giugno è anche l'occasione per visitare questa villa in occasione dei 100 anni dalla fine della guerra, e credo che meriti proprio di essere vista, perché è molto bella e poco conosciuta questa villa. Abbiamo ricordato che è stato lì appunto, cioè Vittorio Emanuele aveva detto Padova come la capitale di guerra, e poi c'era il castello di Lispida, dove invece c'erano le signore della corte, un po' più distante dal fronte, ma Padova è stata insomma la città che ha visto la firma. La firma dell'armistizio, ovviamente, alla fine della Prima Guerra Mondiale, e effettivamente se ne sente parlare anche molto poco, ed è giusto che ci siano iniziative così che portano un po' di luce su questi eventi. Insomma, cosa possiamo dire in conclusione di questa puntata? Siamo cambiati tanto rispetto al ricettario che hai visto tu? Io credo che grattando sotto no. Cioè a tutti noi piace stare con i piedi sotto la tavola. Sicuramente non ci piacciono troppi frondoli alla fine della fiera, è vero, li andiamo a provare, li andiamo a gustare, però da quello che sento io, dai commenti ovviamente, anche perché bisogna essere bravi a farli, e non tutti sono stellati e non tutti sanno fare bene le cose. Ecco, non tutti sono stellati e non tutti sanno fare bene le cose, eppure diciamo adesso la tendenza anche nella ristorazione è di cercare anche proprio questi chef che hanno una preparazione diversa, cioè molto spesso i nostri chef si formano nei ristoranti del mondo, i migliori. Certo, però non è detto che tutti imparino tutto, quindi no, per carità, voglio dire, una Laimo che è tra i 50 ristoranti al mondo e che abbiamo la fortuna di avere nel territorio, è un 3 stelle che sicuramente ha insegnato a un sacco di suoi allievi, che sono diventati in alcuni casi stellati a loro volta. Però non è spesso così. Io tra pochi giorni andrò a fare anche il commissario a una scuola alberghiera, è già 4 anni che vado lì e vedo questi ragazzini, cioè non è semplice fare il cuoco. Per fare il cuoco ci vuole cultura, ci vuole conoscenza, ci vuole tanto impegno e soprattutto tanta fatica, quindi dove si entra e si respira un'aria dove non c'è la fatica non va bene. Secondo me dovrebbe essere una misura, e uno si accorge se il locale come dire, è vissuto o meno in tal senso. La fatica, la mise en place, che è un tempo molto lungo ormai per fare questi piatti che sembrano dei capolavori. Ci vuole anche un quarto d'ora per un piatto solo. La fatica è prima, la fatica è quella di prendersi un mazzo di asparagi di Pernumia, tanto per non fare nomi e non fare pubblicità, ma insomma, voglio dire, è della nostra zona, oppure di Conche di Codevigo, piuttosto che anche Bassano, siamo in Veneto. Quindi la fatica è trovare i prodotti buoni. Esatto, e soprattutto mettersi lì, no? E togliere e cominciare a mondare gli asparagi pian pianino. 1 chilo di asparagi normalmente richiede 12 minuti, per quanto mi riguarda.
Mario Stramazzo, mi tocca reinvitarti perché parlare con te è sempre molto interessante. Grazie. E abbiamo toccato soltanto alcuni dei tanti argomenti di cui potresti parlare. Grazie, in bocca al lupo per questo convegno e incontro con il pubblico a Villa Giusti il prossimo 9 di giugno. Grazie. E buona giornata. Grazie anche al numero di colleghi. Grazie e anche a voi buona giornata, noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci.